Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del centro missionario della diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantonna. No, di essa non abbiamo decisamente ricordi positivi, né della sorella, la Corea del Nord 1966, né di lei, la Corea del Sud, nel 2002. Al di là delle battute calcistiche riferite ai mondiali non andati troppo bene per i colori azzurri, la Corea del Sud è un gigante dell'Asia dal punto di vista economico, sempre più anche dal punto di vista politico, ma anche per quanto riguarda la fede. In essa il cristianesimo e anche la Chiesa cattolica non solo è molto diffuso, ma soprattutto è stimato, considerato e rispettato. Anche chi non crede in Gesù Cristo considera la Chiesa come una presenza positiva all'interno del territorio e del tessuto economico. Pensate che qualche anno fa, parlando con un anziano missionario paolino della società fondata dal beato Giacomo Alberione, che era stato in Corea per 60 anni, l'unica cosa negativa che gli veniva in mente era il mangiare. Per il resto la Corea era un paese meraviglioso, un paese prontissimo ad ascoltare il messaggio di Cristo. Oggi sempre più la Corea è un paese moderno, pronto a guidare non solo l'Asia, ma anche parte del mondo con la sua industria, con la sua tecnologia, con le sue scoperte scientifiche, ma anche dal punto di vista dell'intrattenimento, come non ricordare qualche anno fa il Gangnam Style, che è stata la canzone più ascoltata della storia di internet. In essa però la presenza di missionari è ancora ben presente. Fra poco ci collegheremo con un frate conventuale, un frate di Sant'Antonio, originario di Cittadella, che è lì da più di 50 anni. Parliamo di padre Giancarlo Faldani, che ci risponderà direttamente dalla capitale della Corea del Sud, Seul, dove è presente nella parrocchia dedicata agli stranieri. Saremo con padre Giancarlo tra pochissimo. Gran parte di noi la incontra ogni giorno. La Corea del Sud, quarta potenza economica asiatica dopo Giappone, Cina e India, è tra i principali produttori di cellulari, televisori ed elettrodomestici al mondo. Sarebbe però riduttivo considerare questo colosso solo come un attore economico. La Corea, infatti, terra dalla storia millenaria, divisa soltanto a metà del Novecento per ragioni politiche dal nord, ora regime marxista del terrore guidata dal paffuto Kim Jong-un, è a tutti gli effetti una protagonista politica, culturale e sociale del mondo di oggi, e segno, per quel che ci riguarda, che l'evangelizzazione, anche la più recente, porta sempre i suoi frutti, anche quando non ce lo si aspetta. Non furono i missionari ad evangelizzare la Corea, ma gli stessi coreani, che alla fine del Settecento vennero a contatto con dei testi cinesi sulla Bibbia. Lo sviluppo fu costante e non venne rallentato nemmeno dalla strage del 1866, una persecuzione durissima che vide 10.000 cristiani venire massacrati. Ora però nella democratica Corea del Sud, dove la libertà religiosa è un valore come nei paesi occidentali, i cattolici sono 5 milioni, il 10% della popolazione. Se aggiungiamo i quasi 10 milioni di protestanti, capiamo benissimo le dimensioni di un fenomeno in continua crescita. È come se il messaggio di Cristo abbia trovato perfetta assonanza con la mentalità stessa del popolo coreano. Le cose vanno diversamente a nord del confine, molto diversamente. In Corea del Nord, la dittatura più feroce del mondo, i cattolici sono nominalmente 4.000, in realtà sono molti di più, ma sono oggetto di una repressione totale e violenta. La tortura, la segregazione in un campo di lavoro e addirittura la pena di morte sono più che comuni. Pronto mondo? Il telefono di Pronto Mondo oggi squilla a Seul, ci risponde padre Giancarlo Faldani, un frate conventuale del Santo che è originario della parrocchia di Cittadella, nella zona in cui oggi c'è la parrocchia del Redentore. Padre Giancarlo, grazie. Bene. Lei quando è entrato nell'ordine di San Francesco?
Sono entrato già nel seminario minore di Campo San Piero quando avevo 12 anni, come era una volta tutti quanti, però l'entrata ufficiale nell'ordine è stata nel 1958, quando sono entrato in noviziato al Santo, nella Basilica del Santo. Si aspettava la vocazione, la chiamata alla missione? Veramente io sono entrato già da ragazzino in seminario perché volevo diventare missionario. Ero stato impressionato molto dalla partenza dello zio padre Francesco Faldani, che era stato in Cina e dopo la Cina è stato il fondatore anche della missione di Corea, dove sono ora. Quindi diciamo una dote di famiglia. Quasi, ecco. Quando è arrivata la Corea? In Corea io sono arrivato nel 1969, 2 anni dopo la mia ordinazione sacerdotale. Tempi molto stretti. Il suo primo impatto con la Corea qual è stato? Beh, la prima impressione della Corea, naturalmente negli anni 69 non era la Corea di oggi, era una Corea molto povera, molto in difficoltà subito dopo la guerra. Quindi l'impressione prima che mi è stata è la differenza tra l'Italia e l'Asia, praticamente era enorme. I cristiani all'epoca quanti erano e i cattolici quanti erano e quanti sono adesso? Ai tempi, quando siamo arrivati noi, fine degli anni 60, la Chiesa Cattolica aveva 800.000 cristiani, attualmente 800.000 cattolici. Cristiani erano di più naturalmente perché c'erano anche i protestanti, però attualmente i cattolici della Corea sono 5.200.000-300.000. Com'è cambiato anche il modo di vedere la cristianità in questi anni? Beh, la cristianità in Corea è sempre stata vista come praticamente stimata. Ecco, anche quando sono arrivato in Corea, in quegli anni là, veniva stimata molto per la dirittura morale e anche per l'aiuto che la Chiesa aveva dato subito dopo anche la guerra di Corea, aiutando i poveri, ha aiutato moltissimo. Ho letto in un articolo che tra i vari paesi dell'Asia, oltre ovviamente alle Filippine, dove chiaramente il cristianesimo è giunto da mezzo millennio e ormai è il paese cattolico per eccellenza al mondo, la Corea, proprio per la sua cultura, la sua filosofia, sia naturalmente propensa ad accettare il messaggio cristiano. Si riconosce in questo? In questo potrei dire che è anche vero, perché come posso dire io, non ho mai trovato un coreano che si professasse ateo. Sono disposti verso la religione, anche se non praticano una religione e magari non si sentono legati a una religione. Quindi abbiamo molte conversioni anche per questa ricerca che hanno loro per la spiritualità e per l'aiuto da parte di Dio. Ecco. Appena dopo la pausa cercheremo di tracciare insieme la storia della sua opera in Corea. So che è stato in più aree diverse. Una cosa però prima voglio domandarle: qual è il contributo ideale di idee, di valori che la Chiesa coreana, che comunque resta una presenza minoritaria, può dare al mondo e anche a noi qui a Padova? La Chiesa di Corea attualmente è composta maggiormente da adulti che si sono convertiti, e poi una particolarità della Corea è l'impegno dei laici nella Chiesa, perché in Corea il cristianesimo non è stato portato dai missionari, è stato portato prima da degli ambasciatori che sono andati a Pechino e tornando hanno portato i libri di Matteo Ricci, e studiando quello si sono accorti che era una religione e hanno cominciato a praticarla. Torniamo tra pochissimo, padre Giancarlo, grazie a lei. Ascoltiamo adesso direttamente dalla sua voce alcuni estratti dall'omelia pronunciata da Papa Francesco lo scorso 16 agosto 2014 a Seul in Corea per la beatificazione di Paul Yun e di 123 compagni martiri. Un'omelia sul profondo significato del martirio come testimonianza estrema d'amore che trae origine, senso e significato solamente dall'amore di Cristo. Ci separerà dall'amore di Cristo. Con queste parole San Paolo ci parla della gloria della nostra fede in Gesù. Non soltanto Cristo è risorto dai morti ed è asceso al cielo, ma ci è uniti a sé, rendendoci partecipi della sua vita eterna. Cristo è vittorioso e la sua vittoria è la nostra. E oggi celebriamo questa vittoria in Paolo Yun Ji Chun e nei suoi
123 compagni. I loro nomi si aggiungono a quelli dei santi martiri Andrea, Paolo e compagni. Tutti vissero e morirono per Cristo ed ora regnano con Lui nella gioia e nella gloria. La celebrazione del Beato Paolo e dei suoi compagni ci offre l'opportunità di ritornare ai primi momenti, agli arbori della Chiesa in Corea. Nella misteriosa provvidenza di Dio, la fede cristiana non giunse ai leader della Corea attraverso missionari, vi entrò attraverso i cuori e le menti della gente coreana stessa. Essa fu stimolata dalla curiosità intellettuale, della ricerca della verità religiosa. Questa storia ci dice molto sull'importanza, la dignità e la bellezza della vocazione dei laici. I laici sono stati oggi molto spesso sperimentiamo che la nostra fede viene messa alla prova dal mondo e in moltissimi modi ci viene chiesto di scendere a compromessi sulla fede, di diluire le esigenze radicali del Vangelo e conformarci allo spirito del tempo. E tuttavia i martiri ci richiamano a mettere Cristo al di sopra di tutto e a vedere tutto il resto in questo mondo in relazione a Lui e al suo regno eterno. Essi ci provocano a domandarci se vi sia qualcosa per cui saremmo disposti a morire. L'eredità dei martiri può ispirare tutti gli uomini e le donne di buona volontà ad operare in armonia per una società più giusta, libera e riconciliata, contribuendo così alla pace e alla difesa dei valori autenticamente umani in questo paese e nel mondo intero. Koinonia, in greco comunione, è il titolo dell'inno ufficiale della visita di Papa Francesco in Corea del Sud la scorsa estate. Una canzone cantata da decine di celebrità cattoliche coreane riunite insieme per dare il benvenuto al Papa. 당신에게 내 기도를 주고 싶어요. 푸르른 꽃씨 같은 사랑의 마음, 너와 나는 하나 같은 꿈속에 기어 우리 모두 선물이 되죠. 당신에게 내 눈물을 주고 싶어요. 따뜻한 그 물결 같은 진실의 마음, 아픔 없이 줄 수 없는 엄마의 기도, 저런 아름다운 선물이 된다. 고이노니아, 고이노니아, 온 세상이 당신 숨결로 하나가 되어 마음이 당신 길 위에 빛이 되어 당신 앞에 내 그늘을 내려놓아요. 잔잔한 그 빛으로 날 채워주지요. 더 깊은 곳의 세상, 더 큰 평화가 우리 모두에게 축복이 되자. 그대에게 내 눈물이 꽃씨가 될까? 그대에게 내 기도가 선물이 될까? 너와 나는 하나 같은 꿈속에
Pronto mondo? In collegamento da Seul ritroviamo padre Giancarlo Faldani, originario di Cittadella, frate conventuale, missionario nella capitale della Corea del Sud ormai da più di 50 anni. Grazie padre Giancarlo. Sì, bene Andrea. Una megalopoli, tante etnie, tante persone, però riepiloghiamo. Lei è arrivato in Corea del Sud, che cosa ha cominciato a fare subito? La prima cosa ho dovuto imparare la lingua, 2 anni di scuola a tempo pieno, perché il coreano è una lingua che è molto diversa dalle nostre lingue e abbastanza difficile anche. Dopo questi 2 anni di studio per la lingua sono stato per un paio di anni come assistente in una parrocchia di Daegu. Dopo nel 72 sono stato nominato parroco di una parrocchia abbastanza grande in Busan. Lì sono stato 7 anni. Questa parrocchia aveva anche un lebbrosario proprio vicino alla parrocchia e quindi tenevo anche assistenza a questo lebbrosario assieme a un altro nostro confratello, perché eravamo in 2 missionari allora. Poi sono stato praticamente per 30 anni in parroco di diverse parrocchie. Dopo Busan sono stato a Daegu, un'altra città abbastanza grande, in una parrocchia, e a Incheon, un'altra parrocchia di una città satellite vicino a Seul. Queste parrocchie erano tutte coreane, erano praticamente negli anni 60 e 70, era il momento in cui anche avevamo le maggiori conversioni della gente, eravamo il periodo della dittatura, la gente si sentiva poco sicura e quindi andavano in cerca di sicurezze, e la Chiesa in quel momento è stata anche un faro, perché il cardinale Kim Soo-han, il vecchio cardinale, era una figura che praticamente era molto ascendente anche di fronte ai dittatori del tempo. Poi so che lei dall'anno del giubileo, mi sembra da 15 anni, si occupa di una parrocchia degli stranieri, è vero? Sì, attualmente praticamente anche il nostro ordine abbiamo diversi sacerdoti, e anche nelle diocesi sacerdoti diocesani coreani possono tenere bene le parrocchie coreane, e il Signore mi ha dato questa possibilità di volgere il mio apostolato verso gli stranieri che stanno qui nella città di Seul. Naturalmente la lingua coreana, come ho detto prima, è molto ostica e difficile da comprendere, per cui gli stranieri che sono qui a Seul, nella città di Seul, avrebbero difficoltà a seguire la liturgia, a seguire nelle chiese coreane, perché è tutto fatto in coreano. Per cui il vescovo della diocesi di Seul ha chiesto al nostro ordine di assistere questi e ha istituito presso la chiesa del nostro ordine una parrocchia per gli stranieri, e quindi noi assistiamo gli stranieri un po' di tutte le nazioni. Durante la domenica abbiamo messe in 5 lingue: francese, inglese, tedesco, italiano e spagnolo. Quindi abbiamo un po' tutto. Naturalmente la parte inglese è dove si radunano la maggior parte dei fedeli, perché lì vengono fedeli dall'Africa, dall'Europa, dall'America, da tutte le nazioni, dall'Asia anche. Questa parrocchia io la tengo, sono incaricato di questa parrocchia dalla fine dell'anno 2000, quindi sono già 14 anni che assisto questa parrocchia. Ringrazio il Signore che mi ha dato anche questa possibilità di continuare ed essere veramente di aiuto a tante persone che espatriati si sentirebbero magari molto sole. La città di Seul offre molto attualmente anche agli stranieri per quanto riguarda lo stile di vita, la possibilità loro di vita, eccetera. Però spiritualmente anche non avrebbero questa possibilità se non ci fosse questa parrocchia posta per loro. Una parrocchia postmoderna, insomma, dove coinvolgono tante culture e tante etnie diverse, ma sempre sotto la stessa croce. Una domanda dalla quale non posso esularmi: nell'agosto dell'anno scorso la visita di Papa Francesco, un'accoglienza, se mi è permesso, da rockstar, che ha dato un forte impulso alla Chiesa dell'Asia. Sì, è stata una eccezionale, diciamo così, un eccezionale momento sia per la Chiesa cattolica in Corea, sia per la Corea stessa, perché la visita del Papa, oltre che un grande, diciamo, effetto di rinnovamento
della fede della, diciamo così, della Chiesa Cattolica, ha dato anche un impulso molto forte alla Corea. Quando è venuto il Papa, anche lui, forse avete sentito questi genitori che hanno perso 300 dei loro bambini con una nave che è affondata, e lui si è avvicinato a questi, e tra questi genitori anche uno lo ha battezzato lui stesso durante la visita. In Corea del Sud il cristianesimo, in particolare il cattolicesimo, hanno una popolarità molto alta, sempre recentemente hanno aderito alla fede anche importanti idol, come chiamano i personaggi dello spettacolo, ma ricordiamo anche l'olimpionica Yuna Kim, che è la patinatrice più forte del mondo. E questo in cosa aiuta? In che vantaggio è? Sempre che sia un vantaggio. Il vantaggio è che, seguendo praticamente la stima che ha la Chiesa Cattolica in Corea, molti anche vengono a convertirsi, vengono a chiedere di essere istruiti e ricevere il battesimo. Praticamente la Chiesa Cattolica in Corea è stimata anche per l'effetto che ha avuto nella società coreana. Praticamente, se la dittatura è stata negli anni passati è potuta essere eliminata e la democrazia avvenire, molto è stato anche grazie alla Chiesa Cattolica, specialmente al cardinale Kim Soo-han, che a quei tempi ha insistito molto anche di fronte alle autorità governative. So che lei attualmente, più che un missionario, lei è proprio incardinato adesso nell'ordine della Corea, però comunque Padova resta nel cuore, ogni tanto ci torna per dei periodi di vacanza. La venerazione per il nostro Sant'Antonio in Corea e nella sua parrocchia c'è? In Corea, a dire il vero, la venerazione dei santi non è così forte. Sono naturalmente i coreani, la maggiore venerazione per i santi è per i martiri coreani, che sono moltissimi. Quando è stato qui il Papa anche ha dichiarato beati 123 nuovi martiri. Sant'Antonio non è così conosciuto come in Italia o come in Europa, però qui per esempio nella nostra chiesa, la chiesa è intitolata a San Francesco, ma il salone è intitolato a Sant'Antonio. Grazie padre Giancarlo per la testimonianza, però se ci vuole lasciare solamente con un saluto in coreano, che è una lingua così difficile ma che lei ormai ha imparato molto bene. 안녕히 계십시오. statemi bene, ecco. 안녕히계세요 여러분들에게 감복을 주십시오. Adesso il Signore vi benedica. Padre Giancarlo è stato davvero gentile e la aspettiamo di nuovo quando tornerà per un periodo di vacanza qui in Italia. Grazie Padre Giancarlo. Bene, buona sera a me e buona giornata a te. Il viaggio di Pronto Mondo per questa settimana termina qui, ma ci risentiamo fra 7 giorni per un'altra telefonata e un altro viaggio nel cuore della missione. Pronto Mondo? Donne e uomini nel cuore della missione, a cura del centro missionario della diocesi di Padova.